Ciao ragazzi, buongiorno, vi devo raccontare un fatto stamattina. Allora, poiché sto avendo problemi un po' con la schiena, doleretti vari, stamattina mi dovevo vestire e non mi riuscivo a mettere i calzini. Ho chiamato mia figlia ha 16 anni. E i ragazzi di oggi, lo sapete, sfuggono. Però devo dire, mia figlia ultimamente mi sta stupendo parecchio. E niente, ho detto mi devi aiutare perché io, mamma, non riesce a piegarsi per... Mamma, ma già ti devo fare da badante? Ragazzi, però l'ha fatto. O cuore mio, aiuto, cuore mio. Devo dire che sta crescendo e capisce tante cose adesso. Ho detto, io te l'ho fatto per tanti anni a badante a te. Ho cambiato i pannolini. Chissà quante volte ti ho messo i calzini a te, piccoli piccoli. Il bagnetto. Mamma ti ha fatto un sacco di cose, ha fatto a badante per tanti anni, e mo' aiuto, un riscatto. Però devo dire l'ha fatto con amore, dai. La piccerella mia sta cambiando, ragazzi, sta cambiando, sta crescendo e stanno accadendo tutte le cose che ho sempre immaginato. Stanno succedendo piano piano, un po' di pazienza, la perseveranza è la madre del successo. Ragazzi, questa cosa mi ha fatto felice stamattina. Mi sono emozionata perché mi sono sentita accudita per una volta. E sarà la prima, penso, di una lunga serie di attenzioni, perché poi lo sapete, le figlie femmine a un certo punto tornano da noi. Ragazzi, è un patrimonio immenso, è una ricchezza. Vabbè, io ho sempre fiducia nei giovani, sinceramente, per quanto si dica, poi quando si fanno grandi non ti pensano più, se ne vanno, pensano infatti loro sono egoisti. Non diamo sempre queste etichette ai giovani, dipende ragazzi, dipende pure come li hai cresciuti. Io spero di aver fatto un buon lavoro. Ragazzi, che sta cosa volevo raccontare, che era una cosa troppo bella. E quando ci facevo io.